È mistero per il ritrovamento del corpo privo di vita di Roberto Barbiero, il postale di 64 anni, rinvenuto cadavere a bordo strada proprio qui in via della Pila a Marghera, all'altezza del civico 127. L'autopsia disposta per domani svelerà quali siano state le cause del misterioso decesso, visto che sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenza e visto che il ritrovamento sarebbe avvenuto in un tratto di strada molto trafficato quotidianamente da tir e auto che da qui si dirigono verso la tangenziale di Mestre e verso l'autostrada 4. In questi 20 giorni dalla scomparsa del 64enne mestrino, tratto di strada al contempo molto battuto anche dai Rangers e da tutte le forze dell'ordine in cerca proprio di lui. Non si capisce dunque come nessuno fino a lunedì scorso, 8 gennaio, avesse visto il suo cadavere a bordo strada prima dell'automobilista che ha dato poi l'allarme chiamando gli agenti delle volanti. Poliziotti che tra gli effetti personali di Willy, come era chiamato dagli amici, hanno trovato addosso anche il portafogli con quasi 1.000 euro in contanti. Sospetti e perplessità anche da parte dei colleghi che ne avevano denunciato la scomparsa da fine dicembre scorso. Anche se purtroppo in condizioni così tristi, che sia stato ritrovato il corpo del nostro carissimo collega Willy. Questa è la cosa che noi ci tenevamo di più, perché almeno i suoi parenti e noi si può fare una sepoltura degna. Una morte avvolta da tanti, troppi punti interrogativi, questa di Roberto Barbiero. Come mai si trovava in quest'angolo della città, dato che non ci vedeva bene e non guidava? Ci è arrivato da solo, camminando da via Camarcello, dove il 21 dicembre pomeriggio si era recato al sindacato per i calcoli della pensione. Il 21 dicembre è stato di fatto l'ultimo suo giorno di lavoro. Mi fa anche un po' venire una lacrima, perché mi ricordo il giorno 21, l'ultimo giorno di lavoro che ha fatto con noi, era contentissimo di raggiungere il patronato per mettere la firma della chiusura del rapporto con la nostra società Poste che doveva raggiungerlo il giorno 21 di pomeriggio alle 3:30, cosa che lui ha fatto, e poi dopo non abbiamo più avuto nessuna sua notizia.